Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel solito canale del vostro Marietto Veneziano per questa stesa del 18 febbraio 2020 che riguarda il cuore. Noi faremo 3 bei mazzetti, voi vi sintonizzerete il livello vibrazionale su uno dei vostri 3 mazzetti che scegliete e vediamo cosa le sibille chiacchierine vogliono dire a voi tramite queste stese per il vostro lui o la vostra lei. Bene, prendiamo le carte, facciamo una bella mischietina e prima di iniziare vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano e di legarla e venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Il programma Telegram lo potete scaricare gratuitamente nel sito del Google Play. Bene, e voilà, abbiamo fatto la nostra mischietina e facciamo i nostri 3 mazzettini. Bene, il primo, il secondo e il terzo. Bene cari amici, concentratevi, mettiamo bene i mazzetti a favore di camera. Voilà, concentratevi bene, scegliete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3 e vediamo cosa vuole dire oggi 18 febbraio 2020 le nostre sibille chiacchierine a riguardo del cuore, del vostro cuore o di lui o di lei. Bene cari amici, spostiamo il 2 e il 3 e prendiamo il mazzetto numero 1. Mi raccomando, se volete potete rilassarvi, fermare il video e concentrarvi a livello vibrazionale, sentire cosa ha da dirvi questa stesa interattiva del vostro Marietto Veneziano. Bene, prendiamo il mazzetto numero 1 e vediamo sospiri, prigione, messaggero, pensiero, belvedere. Andiamo bene, mettiamo a favore di camera le nostre belle sibille chiacchierine, vediamo sospiri, prigione, messaggero, pensiero e belvedere. Qui cosa vediamo? Vediamo che noi in questo, perché ho scelto il mazzetto numero 1, vediamo che noi stiamo aspettando, siamo un po' bloccati, riceveremo un messaggio, però purtroppo questo messaggio ci lascerà un po' in pensiero, proprio perché vediamo questi sospiri che tramite questo messaggio ci lasceranno un pensiero che però vediamo che sul belvedere è un pensiero ambiguo, perché noi ci sentiamo sì bloccati, però vedete belvedere sta anche a indicare una buona notizia in arrivo, quindi attenzione, perché i nostri sospiri e belvedere e quello che c'è in mezzo possiamo dire che è 50-50, niente di negativo al massimo, ma neanche niente di positivo. Non dobbiamo stare troppo in pensiero perché la notizia arriverà. Chiaramente se noi guardiamo un pochettino la partenza vediamo che siamo un pochettino bloccati, però non disperiamo. Voglio essere positivo in questa stesa perché oggi sento che le cose potrebbero essere anche positive, anche perché vedete in sospiri dietro c'è la pianta è sempre un segno di una evoluzione positiva, quindi anche vedete il pensiero, c'è sempre dietro qualche colpo di genialità, quindi voi molto probabilmente riceverete una risposta sicuramente interessante e positiva per quello che state aspettando, quindi non pensate troppo di essere bloccati, aspettiamo questo messaggio che deve arrivare da lui o da lei. Bene, quindi io voglio vederla molto positiva questa stesa, anche se voi siete un attimino bloccati. Bene, passiamo alla stesa numero 2. La stesa numero 2, dottore, malinconia, gelosia, artista e costanza. Ripeto, vediamo bene le nostre carte, le sibille chiacchierine, mettiamole a favore di camera. Bene, allora dottore, malinconia, gelosia, artista e costanza. Qui invece vediamo che cosa? Vediamo che abbiamo un attimino di, come si dice, di defiance, di freno, e restiamo un attimino. Dottore sta anche a indicare
che a un certo punto abbiamo avuto un blocco e ci sentiamo un attimino frenate. Vediamo anche la malinconia che ci attanaglia e la gelosia che ci segue. Però attenzione, perché c'è l'artista e la costanza. Quindi sebbene noi in questa prima fase siamo un po' gelosetti e un pochettino bloccati, vedete dottore e malinconia, nella seconda parte di questa attesa, di questo lui, con lui, abbiamo la genialità, l'estroverso, cioè quello che non si blocca mai con niente, perché la genialità non si può fermare e l'attività estroversa non si può mai fermare. E poi vediamo la costanza e la riuscita, quindi molto probabilmente la nostra malinconia e gelosia sarà ricompensata da un successo sul nostro lui o sul nostro lui. Quindi il secondo mazzetto ha un bel finale, artista e costanza sono propositivi. Bene, vediamo il terzo mazzetto. Primo mazzetto un pochettino così ma con grandi possibilità. Il secondo mazzetto sul finale artista e costanza. E vediamo il terzo mazzetto: morte, riunione, viaggio, vedovo e allegrezza di cuore. Qui invece le nostre carte sibille chiacchierine ci danno degli avvisi importanti. Prima di tutto c'è un cambiamento molto importante, e ci riuniremo con il nostro lui. Vedete anche qui cambiamento di posizione. Quindi la morte, la riunione, il viaggio stanno a indicare che ci sarà un cambiamento netto molto importante, ci riuniremo con il nostro lui che sarà cambiato. E c'è anche qualcosa che lasceremo, come si suol dire, vedete, saremo un attimino bloccati, cioè la nostra riunione e il nostro cambiamento di posizione ci porterà a un certo momento con il nostro lui avere un freno, però alla fine vedete allegrezza di cuore. Quindi direi che questo cambiamento all'inizio col nostro lui ci porta prima di tutto ad avere una riunione e un cambiamento del nostro tipo di attitudine. Questo tipo di attitudine che viene cambiata è rinforzata da questo vedovo, e alla fine, quando tutto praticamente verrà compiuto, saremo in allegrezza di cuore e avremo un fidanzamento o un rinsaldamento, una compressione col nostro lui che sarà molto forte. Quindi non spaventatevi per la carta di morte e vedovo, perché sono controbilanciati da riunione, cambiamento e allegrezza di cuore. Quindi anche in questa sibille io vedo che c'è grande possibilità con un finale molto importante. Bene cari amici, rifacciamo un riepilogo. Il terzo mazzetto ha un finale importante, il secondo mazzetto positivo, il primo insomma non dovete demordere. Quindi finisco qui. Il vostro Marietto Veneziano vi invita, se non avete ancora fatto, iscrivervi al canale di Hildegard, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche di Telegram. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.